Eccoci qua, buon pomeriggio non da Casa Gallas ma dal tennis che adesso apriremo pian piano con le dovute cautele, mettere la rete, adesso aspettiamo anche la delibera vera e quindi siamo qua. E quindi noi oggi Casa Gallas dal campo da tennis, quindi seconda fase, stiamo attenti, mi raccomando signori, non facciamo cazzate. Ecco qua, e questa barzellettina la dedichiamo all'equipe dell'ortopedia di Gemona. Posso anche dire i nomi, dottor Cautero, poi le altre due infermiere bravissime che ho conosciuto, mi ha fatto un lavoretto nel tennis perché ha detto devi giocare a pallone, al tennis, e io gioco a tennis. Quindi alla grande equipe dell'ortopedia di Gemona e anche Tolmezzo eccetera eccetera, la barzellettina è questa qua, dedicata ai medici. C'è questo qua che arriva, sai quando vai dal medico che arrivi pieno di gente, questo qua aspettava, dopo un po' tocca a lui, buongiorno dottore, buongiorno, guarda ho un po' di mal di gola, e questo qua dice vada dietro il paravento, si spogli. Dottore, ho aspettato già 50 minuti, ho un po' di premura, mi vede la gola, mi dia qualcosa, vada dietro il paravento e si spogli. Ma guardi, io non, per favore, ho detto il medico sono io, vada dietro il paravento e si spogli. Questo qua un po' anche incazzatino, va dietro il paravento, comincia a spogliarsi. E lì c'era uno nudo, con un cappello e una borsa di pelle. A un certo punto questo qua dice, ma porca puttana miserie, io ho un po' di mal di gola, che il ca mi fa spogliare tutto, ma che medico zelo, non si può, ma che medico, ma cosa si lamenta lei che io sono venuto qua per far firmare una raccomandata? La pignoleria del medico. Signori, seconda fase, una roba vergognosissime, stiamo attenti, mascherina, guanti, gel, anche qua al tennis useremo le mascherine, useremo il guanti, non doppio, singolo, sempre con cautela. Andiamo avanti piano piano. Seconda fase, una roba vergognosissime, ciao, ciao, ciao.